Uno scontro e un incontro che nessuno avrebbe mai pensato possibile. Pasolini contro Guareschi. Giovannino Guareschi e Pierpaolo Pasolini, registi di un unico, inconfondibile film. La rabbia. La rabbia è il risultato della più accesa polemica fra due registi di opposte ideologie. Un muro li ha sempre divisi. Un muro non solo ideologico, ma anche reale. Così Pasolini ha lavorato senza essere a contatto con Guareschi e Guareschi ha potuto non incontrare Pasolini. Ed ora la parola a Pasolini, l'uomo di sinistra. Egregio Guareschi, come ogni umorista che si rispetti, e io voglio rispettarla, lei è un reazionario. Perciò so bene quale sarà la sua rabbia regressiva. Sarà la rabbia di chi vede il mondo cambiare, cioè sfuggirgli, perché i reazionari sono degli ammalati, degli spiriti senza piedi. So bene chi sarà esaltato e chi sarà umiliato nel suo film su questi ultimi 10 anni di storia e di vita nostra. Lei è a destra a difendere le istituzioni perché ha paura della storia. I monumenti non sono pericolosi, tutt'al più sono brutti. E lei è insensibile alla bruttezza. Lei è insensibile alla bruttezza, perciò ha scelto la mediocrità, quella aurea, naturalmente. E questa è la ragione per cui, se la rispetto come umorista, la rispetto meno come scrittore. E appunto perché lei userà le armi della mediocrità, del qualunquismo, della demagogia e del buonsenso, lei riuscirà vincitore in questa nostra polemica, lo so bene. Ma qual è la vera vittoria? Quella che fa battere le mani o quella che fa battere i cuori? Stia bene, suo Pierpaolo Pasolini. E questo è Giovannino Guareschi, l'uomo di destra. Egregio Pasolini, io, borghese di destra, vedendo un negro scannare un bianco, dico povero bianco. Lei dice invece povero negro. E per questa mia solidarietà di bianco con la razza bianca, lei mi accusa di razzismo. Questo perché lei è un borghese di sinistra e come tale conformista. Le dittature non tollerano l'umorismo di cui hanno paura e sulla soglia del tetro e sconfinato impero comunista, storia ha scritto col sangue di milioni di assassinati, qui è proibito ridere. È logico perciò che l'umorista Guareschi venga giudicato dal marxista Pasolini come fu giudicato da altri conformisti nel 1943, un sovversivo da isolare. Stiamo su opposte rive. Mentre la sua rabbia risulterà in regola col conformismo e con tutti gli altri ismi di moda, la mia sarà quella di chi è rimasto ciò che era 30 anni fa. Un uomo qualunque, pronto a battersi sempre contro il conformismo anche a costo di rompersi la testa. Un uomo che difende il mondo dello spirito insidiato dal mondo ateo del materialismo e perciò non dimentica la logica, la storia, il buonsenso ed è nemico di coloro che vorrebbero arare la terra dove giacciono le ossa dei nostri morti. Non potendole dire arrivederci perché le nostre strade vanno in direzioni opposte, la prego gradire i distinti saluti di Giovannino Guareschi. Ma appunto perché le loro strade vanno in direzioni opposte, la rabbia darà la possibilità di vedere personaggi e vicende non più con l'occhio esclusivo del sentimento personale, ma con un occhio che analizza le prospettive da sinistra e un altro che le analizza da destra, con l'occhio di Pasolini e con quello di Guareschi. La rabbia, un film senza precedenti, appassionante, che risponde a questa domanda: perché la nostra vita è dominata dalla scontentezza, dall'angoscia, dalla paura della guerra? Dalla guerra